Bene, eccoci insieme anche oggi. Non capita spesso di avere ospiti soddisfatti, che spesso la televisione serve un po' per sollecitare e sottolineare dei problemi. In questo caso credo possa capitare con Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto. Ambi è l'Associazione Nazionale dei Consorzi per la gestione e la tutela del territorio delle acque irrigue, conosciuti come i consorzi di bonifica e di irrigazione. Soddisfatto perché nel Veneto è stato annunciato arrivano 160 milioni di euro. Quando diciamo arrivano vuol dire non solo che sono stati stanziati, ma nel caso che sono stati finalmente sbloccati, buona parte dei quali appartengono al piano irriguo nazionale. Allora, spieghiamo intanto questi 160 milioni a cosa serviranno. Allora, è da qualche anno che il Piano Nazionale di Sviluppo Rurale ha messo a disposizione un importante plafond di risorse, circa 300 milioni per tutta Italia, destinato al miglioramento delle infrastrutture irrigue. Infrastrutture irrigue che poi vedremo su altre forme di finanziamento sono state definite da parte ormai dello Stato italiano all'interno dei fondi per le grandi strutture come reti strategiche. Essendo reti strategiche, anche il Ministero dell'Agricoltura con i fondi comunitari destinati allo sviluppo rurale ha voluto un piano straordinario, diciamo, per gli investimenti irrigui. Per l'irrigazione? Per l'irrigazione esclusivamente, vuol dire rifacimento di condotte, potenziamento delle reti di adduzione, quindi per portare l'acqua verso le aziende, trasformazione di impianti dalle canalette superficiali, quelli in cemento, ad impianti in pluvirigazione, quindi vuol dire impressione sotterranei che portano l'acqua in pressione direttamente all'azienda, quindi tutto un sistema di reti per rendere l'irrigazione molto più efficiente, risparmiare la risorsa idrica in modo particolare, perché era uno degli elementi fondamentali proprio del bando per aderire, quello di garantire un risparmio della risorsa idrica del 35% minimo e oltre. Quindi sono due elementi estremamente importanti, cioè quelli di potenziare l'acqua verso l'impresa, quindi rendere più efficiente l'irrigazione e risparmiare la risorsa idrica. Ecco, credo che l'errore più facile da fare sia considerare questa partita una partita meramente agricola, che interessa solo l'agricoltura e i campi. In realtà all'irrigazione sono collegati tanti altri aspetti. Beh, assolutamente sì, noi continuiamo a sostenerlo, ci confronteremo anche la settimana prossima in un'importante tavola rotonda che insieme col CIRF a livello di Emilia Romagna, insieme con l'Ambi Nazionale, dove parleremo ancora di questi servizi ecosistemici che sono generati dall'acqua, ma in modo particolare dalla pratica dell'irrigazione. Noi prendiamo sì l'acqua dai fiumi sotto forma di concessioni irrigue, quindi le regioni ce la concedono per irrigare, però tutti i volumi che noi preleviamo dai fiumi, non tutta quest'acqua, forse una parte minoritaria, se non il 50% di quest'acqua viene utilizzata per soddisfare i fabbisogni irrigui. La restante parte è acqua che viene distribuita sul territorio, che ha una valenza ambientale estremamente importante. Difatti noi la chiamiamo proprio acqua ambientale, la pratica irrigua destinata, perché permettiamo che i corsi d'acqua siano vivificati tutto il tempo dell'anno, quando si gira in bicicletta attraverso le piste ciclabili, lunghi i canali, si vedono non canali asciutti, ma canali certo, pieni d'acqua. Non è un'acqua naturale, è tutta acqua artificiale che viene prelevata da un sistema di condutture irrigue e viene distribuita in un sistema di innervamento a livello territoriale, in modo particolare il Veneto di questi canali esclusivamente irrigui ne ha 10.000 chilometri, solamente irrigui, va bene, che servono appunto per vivificare un territorio, e diciamo spesso come l'acqua attraverso questi sistemi, anche essendo artificiali, ha generato l'ambiente e il paesaggio che ci circonda. Oltre a questo c'è un dato economico importante, cioè l'analisi che ha fatto il Ministero competente, quello per le politiche agricole, indica in 40.000 euro ad ettaro il valore agricolo di un appezzamento irrigato. Senza l'irrigazione questo valore agricolo scende a 25.000, quindi c'è un differenziale di 15.000 euro tra l'avere e il non avere l'acqua a disposizione. Ecco, sicuramente sì, perché l'acqua ormai è diventata la risorsa idrica in questi anni, soprattutto con un cambiamento che sta avendo l'agricoltura in termini di innovazione, di tecnologie e anche di addetti molto più giovani che ricercano
le produzioni tipiche particolari, l'acqua è diventato il primo fattore di produzione. Senza l'acqua vediamo proprio i territori che cambiano. Fin dove arriviamo con l'irrigazione, le culture sono culture di pregio, si investe, l'agricoltura cambia e si modernizza. Dove non abbiamo l'acqua, l'agricoltura decresce, l'agricoltura si basa su culture tradizionali a basso reddito e anche le imprese agricole non investono più. Quindi è un fattore, un elemento di crescita straordinario l'acqua. Grazie a questi investimenti noi garantiremo, oltre a tutte le attività fatte negli anni scorsi, negli ultimi decenni di investimenti in infrastrutture irrigue, ci permetterà di consolidare e rendere efficiente con le migliori tecnologie oltre 15.000 ettari di superficie ulteriori nel nostro Veneto. Pensiamo che gli ettari irrigui nella regione del Veneto sono 600.000, di cui 200.000 sono già con una irrigazione strutturata, efficiente. Ne aggiungiamo altri 15.000 e così proseguiremo nei prossimi anni sperando che ci siano ancora altre linee di finanziamento importanti. Quindi chi ha voglia può fare una moltiplicazione tra i 15.000 ettari e l'incremento di valore ad ettaro indicativamente di 15.000 euro per capire quanta capacità produttiva in più e quindi anche reddito dipenderà dalla realizzazione di questi impianti, e al reddito è anche collegato ovviamente l'occupazione, quindi insomma, devo dire un dato positivo. Dal piano irriguo razionale arriveranno 90.000 euro, cioè, più o meno. 90 milioni. 90 milioni di euro, la differenza non è poca, 90 milioni di euro. Poi ce ne sono altri che sono destinati al piano invasi e qua insomma mettiamo insieme necessità irrigue ma anche di necessità di difesa idrogeologica del territorio, perché questi invasi generalmente hanno una doppia funzione. Sì, ecco, probabilmente per quanto riguarda il Veneto, allora abbiamo detto piano irrigo nazionale, 90 milioni, 6 progetti finanziati, 6 piani finanziati, quindi distribuiti su tutto il territorio del Veneto, altri 23 milioni, scusate, arriveranno dal piano invasi. Il piano invasi, che è stato volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella finanziaria dell'anno scorso, ha inserito un plafond di 50 milioni per 5 anni, quindi 250 milioni per investimenti in infrastrutture che abbiano la multifunzione, quindi sia quella di invasare la risorsa. Invasare non vuol dire che tratteniamo l'acqua quando l'abbiamo in eccesso, ma molto spesso, come sta capitando per effetto di cambiamenti climatici, invasare la risorsa, trattenerla, vuol dire anche creare un accumulo di riserva necessario per i periodi estivi, anche perché dobbiamo, è un dato che ormai emerge più spesso, noi tratteniamo, essendo una regione, la nostra, attraversata da grandi fiumi molto, molto veloci e brevi che vanno subito a mare, una regione comunque ricchissima d'acqua perché abbiamo le Alpi a ridosso, però ecco, ci siamo sempre difesi dall'acqua, quindi abbiamo costruito sempre grandissimi impianti come le immagini che stanno scorrendo per liberare il territorio dall'acqua e portarla via il più presto possibile, però gli effetti di cambiamenti climatici si stanno mostrando uno scenario un po' strano. Noi riusciamo a trattenere non più dell'11% dell'acqua che piove, con quell'11% lì oggi non rischiamo di non essere in grado di soddisfare le stagioni irrigue che stanno diventando, per effetto appunto di cambiamenti, lo ripeto un'altra volta, molto difficili da governare perché le piovosità sono poco controllate, a volte scarse e a volte molto intense e non collimano con i fabbisogni delle culture. Quindi avere risorse da poter usare con infrastrutture irrigue eccellenti diventa un elemento essenziale. Il piano invasi ha questo obiettivo. In Veneto arriveranno 23 milioni, l'opera più importante sarà destinata alla ristrutturazione della più grande arteria irrigua che abbiamo nel Veneto, che è il canale Leb, gestito da un consorzio di bonifica, che porta l'acqua derivata dall'Adige in zona Belfiore a Verona e la porta fino nella bassa padovana. Il primo tratto, su circa 20 km, è a cielo aperto, quindi è un canale in cemento a cielo aperto, la seconda parte è un grande tubo sotterraneo di altri quasi 18 km che porta l'acqua fino quasi al Bacchiglione.
e da lì una serie di derivazioni per irrigare la campagna vicentina e padovana. Il tratto a cielo aperto sarà interessato da questa grande ristrutturazione, sono quasi 20 milioni di euro che saranno necessari appunto per rifare il canale che ormai ha i suoi anni, metterlo in sicurezza, anche perché è un'arteria strategica proprio per innervare di acqua irrigua di buona qualità proveniente dall'Adige, un'area interessata negli ultimi periodi, soprattutto la parte centrale della bassa vicentina, dove abbiamo problemi di inquinamento ambientale, di corsi d'acqua non indifferenti legati proprio al problema dei FAS, e quindi lì abbiamo concentrato anche proprio una richiesta al Ministero di finanziamenti. E che è quello che riguarda l'Adige Euganeo, questo in particolare? No, questo era il LEB, si sommano per arrivare ai 160 milioni, che è il plafond complessivo di progettualità che verrà finanziata nel Veneto. Si aggiunge un altro importante progetto realizzato dal Consorzio Adige Euganeo, appunto sempre connesso all'arteria LEB, che disconnetterà completamente l'acqua irrigua dal fiume Fratta, soprattutto nel tratto che da Cologna Veneta va fino praticamente verso sud, e questo permetterà a tutte le aree irrigate di quel territorio di non prelevare più acqua dal Fratta, che sappiamo essere di una qualità non particolarmente buona o adeguata, ma da Adige, perché in realtà il LEB farà da vettore a questo grande nuovo tubo sotterraneo che alimenterà la bassa padovana. Quindi anche lì il Ministero ha voluto fare uno sforzo di investimenti non indifferente per oltre quasi 45 milioni di euro. Tempo di apertura dei cantieri? Allora, tutti questi progetti che abbiamo elencato e questo plafond sono a fronte di progetti esecutivi, e quindi mancheranno i dettagli per quanto riguarda le opere di esproprio, però al momento che arriveranno i decreti presumo che nel giro di 60-90 giorni siamo a cantiere dopo aver esperito le gare. Diciamo entro la prossima primavera. Entro la primavera si presume essere già in cantiere, anche perché i tempi di realizzazione sono 3-4 anni, dobbiamo concludere tutta questa opera, e poi l'effetto anche moltiplicatore di questi investimenti non è indifferente, perché sono sempre 160 milioni che verranno riversati sul territorio in lavori, imprese e un volano che comunque fa aumentare l'economia. Grazie ad Andrea Crestani, che è il direttore di Ambi Veneto, Associazione Nazionale Consorzi Gestione, Tutela Territorio ed Acque Irrigue, i consorzi di bonifica di irrigazione. Allora, 160 milioni sono stati destinati al Veneto, sono stati sbloccati dopo una vicenda che mi pare durasse da circa 4 anni, creeranno occupazione ed economia per il territorio. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Alla prossima.